Chi ha spedito in comune la lettera di minacce per protestare contro l'ampliamento dello stabilimento dell'Acquavera a San Giorgio in Bosco potrebbe avere le ore contate. È fondamentale la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza dell'ufficio postale di Villa del Conte, da dove sono partite le missive indirizzate al sindaco Nicola Petenuzzo e ai consiglieri di minoranza del comune di San Giorgio in Bosco. I primi a denunciare la lettera anonima sono stati proprio il consigliere Fabio Zanfardini insieme al collega consigliere ed ex sindaco Bobo Miatello, che domenica hanno portato la missiva ai carabinieri di Tombolo, che già stanno visionando le immagini delle telecamere sequestrate. Non è da sottovalutare nulla, vorrei ricordare che c'è in ballo l'azienda, gli operai e soprattutto la salute pubblica. Nelle lettere firmate da un sedicente e nuovo Comitato Veneto Autonomo Tutela Ambiente, anche minacce di possibili sabotaggi e addirittura avvelenamenti se l'iter dell'ampliamento di Acquavera proseguisse. Per Miatello queste lettere fanno male in primis alla mobilitazione che già da tempo è partita in paese contro l'ampliamento dello stabilimento. Noi abbiamo questo sospetto sicuramente che non ci esprimiamo da questo punto di vista, ma sicuramente ci danneggia, insomma, perché la logica vuole questo, non è, diciamo, un fatto così fine a se stesso, ecco, anzi tutt'altro. Acquavera vorrebbe trasformare 43.000 metri quadri di terreno agricolo in area produttiva, ma serve l'approvazione del Consiglio Comunale. È stato invitato, non si è mai presentato a parlare, abbiamo raccolto le famose 5.000 firme per far fronte appunto a questo ampliamento che noi riteniamo non consono al nostro territorio. Vorrei rispondere al sindaco che lui dà sempre la colpa ai predecessori. Io sono stato sindaco 10 anni e dice che nel PATI e nel PAT è previsto questo ampliamento. Sì, è uno strumento urbanistico, ma non è detto che sia Vangelo. Se vuoi lo puoi cambiare. Quindi se lui tira via, diciamo, questa destinazione d'uso, il capannone non si può più fare.